Lavorate solo 16 ore a settimana in aula. Per fronteggiare la grave crisi economica che sta attanagliando le famiglie italiane e non solo, la parola d'ordine è tagli ai costi e alle spese superflue. E se in questo momento si discute su quando e in che misura ridurre gli stipendi dei parlamentari italiani, che sono i più alti d'Europa, è d'obbligo fare qualche riflessione anche in merito ai parlamentari siciliani dell'Ars, i cui stipendi sono pari o addirittura più alti di quelli dei senatori di Palazzo Madama. Al momento la spesa per i deputati dell'Ars si aggira sui 21 milioni di euro, tenuto conto che 2 onorevoli su 3 usufruiscono dei cosiddetti gettoni extra, mentre per i gruppi politici se ne spendono solo, si fa per dire, 12,6. Sono questi i numeri vertiginosi, è il caso di dirlo, che riguardano l'Assemblea regionale siciliana. Tra i privilegi e bonus aggiuntivi i nostri politici se la passano da veri signori, considerando infatti soltanto le cifre relative agli stipendi, sembrerebbe che non ci sia nulla di particolarmente strano. Facendo qualche conto in tasca ai deputati, il compenso si aggira intorno ai 5.390 euro netti al mese, che possono diventare anche 5.642 se il deputato non versa la quota per la reversibilità della pensione. Ma a questa sommetta davvero niente male vanno ad aggiungersi le 4.678 euro al mese da mettere in conto per lo svolgimento del mandato, che fino al 2013 sono state però ridotte a 4.178 euro per effetto delle recenti manovre nazionali. Quindi, calcolatrice alla mano, sommando le 5.390 euro di stipendio base con le 3.500 di diarie e le 4.178 di portaborse, i nostri deputati portano a casa mensilmente circa 13.068 euro. Ma non è finita qui, perché a questi vanno ad aggiungersi i bonus annuali, cioè 10.000 euro per le spese di viaggio in aereo, treno e nave, e il contributo per il trasporto su gomma, il cui bonus annuale si aggira sui 13.293 euro, ma può arrivare alla cifra record di 15.979 se i nostri deputati siano costretti a percorrere più di 100 km per raggiungere Palermo dalla loro provincia di residenza. E per non restare senza parole dinanzi a queste cifre esorbitanti, c'è anche un bonus di 4.150 euro all'anno per le spese telefoniche. E intanto, per adeguarsi a questo trend di sperperi, il presidente della regione siciliana, Raffaele Lombardo, con i suoi 15.600 euro di stipendio mensile, si attesta come il governatore più pagato d'Italia. Il 2012 è appena arrivato e insieme a lui sono entrate in vigore le nuove manovre governative del Premier Mario Monti. Una questione che sta sollevando non poche polemiche è quella inerenti agli stipendi d'oro dei politici. Siamo andati a vedere gli agrigentini cosa ne pensano e secondo loro come potrebbe essere affrontata questa situazione inerente alla crisi economica. È una notizia dell'ultima ora che ci sono dei politici che prendono ben 16.000 euro al mese, gente invece che neanche riesce a finire il mese con 1.000 euro. I politici per 3 volte ne pigliano. Io gli posso fare complimenti a loro che hanno questa possibilità di avere 16.000 euro, spero che anche io avrò qualcosa in cambio, diciamo. Io da cittadino gli dico che l'Italia se l'hanno mangiato loro dovrebbero prendere il 50% in meno, dovrebbero riducere le personalità che sono 900, 450, l'Italia se l'hanno mangiato loro. Sta a travagliare a tutti a travagliare, ci si pala e picco e vediamo come si ascolta le grana. Viene da ridere, bisogna riflettere, poi questi signori vanno in televisione, gli spuntano anche le lacrime dicendo che gli italiani devono fare dei sacrifici e allora mettono ancora tasse, non siamo più padroni neanche degli indumenti che indossiamo perché stanno tassando tutto e loro continuano imperterriti con questi stipendi, con questi vitalizi e con queste pensioni. C'è tanto da riflettere e questi signori dovrebbero veramente passarsi la mano nella coscienza e capire che gli italiani non ne possono più. Io prendo 485 euro al mese, io, più mia moglie, a tutte e due si arriva a 1.000 euro. Ora si faccia il calcolo, questa somma con la somma dei politici, come fanno loro a vivere e come faccio a vivere io, loro possono vivere e buttare, ma io devo buttare la cigna. Se no a fine mese non ci arrivo. È uno schifo, c'è poco da dire, cioè, di fronte a queste cose bisognerebbe agire dall'alto, dal basso non ci sono possibilità, cioè tagliare le pensioni, tagliare parlamentari, tagliare
il regionale, tagliare tutto. Mi sembra un argomento abbastanza aperto per noi che ne possiamo parlare, per loro però no, perché non ne parlano nemmeno. E se è stato appena accennato è stato chiuso subito dopo, ancora aspettiamo ma resta sempre uguale, è inutile parlarne. Sono loro che devono cambiare, mica noi. Per noi va bene se glielo abbassano, no? Io mi sento dire che mi sento arrubato, non posso più neanche ritirare la pensione, mi devo prendere quello che dicono loro dalla banca.